destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderoli, eccovi qua di nuovo a rompervi le scatole. Allora, quest'oggi ci ritroviamo sempre all'interno di Warcraft 3. Non sto mettendo Shogun non perché non ci gioco più, ma per il semplice fatto che, come ho già detto diverse volte, ho problemi al portatile e non riesco più a giocarci, mi lagga troppo, devo portarlo a far vedere. Nel frattempo intanto mi sto organizzando che mi sto comprando un bel PC fisso e dopo riprenderò in tromba a caricare multiplayer, campagne e quant'altro. Per adesso vi chiedo solamente un po' di pazienza. Allora, ci ritroviamo a fare una partita in Garena. Adesso vi spiego un attimino una cosa. Praticamente io adesso sto giocando in multigiocatore in Garena piuttosto che in Battle.net. Perché questo? Perché Battle.net ha molto delay, nel senso che comunque il fatto che i server sono molto grandi, strapieni di gente eccetera, si gioca un pochettino male. Tu clicchi una skill di un eroe e ci vuole almeno un secondo e qualcosa prima che venga presa l'azione, o comunque anche per muovere le unità, costruire tutto quello che ne compete, se non riesci a micrare in buona sostanza, ovvero non riesci a muovere, a controllare bene le unità come vorresti. Mentre invece in Garena, col fatto che è un programmino che ti utilizza la LAN del gioco, c'è delay pari a 0, quindi si gioca veramente bene e infatti si riesce a fare delle belle micrate. Qui mi ritrovo contro gli orchi. So che l'ultima partita che ho fatto l'avevo già fatta contro, che avevo postato, l'avevo messa contro gli orchi per far vedere la build, però l'ho voluta rimettere un'altra partita contro gli orchi per il fatto che il mio avversario era molto forte, è venuto fuori una bella partita piena di colpi di scena e secondo me vale la pena di vederla, così almeno vedete anche cosa vuol dire quella build che vi ho spiegato nell'ultimo video. Qui proprio viene sfruttata al meglio e mi permette mi ha permesso di fare delle belle cosine che adesso andremo a vedere. Intanto cominciamo con il replay. Ecco qua, è uscito l'eroe, sono usciti due ragni. Io ovviamente non farò vedere le mosse dell'orco perché così almeno sarà una pura sorpresa, nel senso che mi sembra più bello da vedere, lo vedete solamente dal mio punto di vista. Mando solo avanti un pochettino i pezzi più lenti, ok. E praticamente, come ho spiegato nell'ultimo multiplayer che vi ho fatto vedere un pochettino la mia tattica contro gli orchi, comincio a fare subito creep con l'eroe per arrivare a livello 3 velocemente, dal momento che in genere gli orchi fanno lo stesso. Quando utilizzano il Blade Master, che è quello che diventa invisibile, cercano di arrivare velocemente a livello 3 per poi venirti a rompere il cacchio in base. I creep li mando avanti un po' veloci perché è inutile stare a vedere tutto quello che succede. La partita non sarà cortissima, però col fatto che cerco un po' di tagliare dovrebbe essere seguibile, insomma. Dopo ditemi voi se sono troppo lunghe. Vado a fare il secondo creep giallo in modo tale da riuscire ad arrivare quasi già al livello 3 con 3 creep praticamente. Qui avete visto che ho utilizzato l'oggettino per rivelare le unità invisibili, perché siccome che il Blade Master è solito essere utilizzato per rubare le creep arrivando invisibile vicino e dando il colpo di grazia diciamo ai nemici neutrali forti già in fin di vita. Quindi io prima di abbattere il nemico più forte del creep utilizzo sempre l'oggettino, questo qua che vedete, il polvere dell'apparizione. Ho ripreso l'oggettino degli scheletri per cercare per avere comunque tank. Ecco qua, e lui mi è arrivato in base ed è già di livello 3 e cerca di seccarmi gli accoliti. Col fatto che sto facendo la tecnologia e non posso subito reclutarli, cerca di rallentarmi. Solo che già di livello 3 è difficile da tenere a bada, vedete che con un solo colpo me li mette in fin di vita ed è pieno di mana. Il problema adesso è che cerco di seccarlo almeno per recuperare un pochettino di tempo. Qui lui non riesce a passare e riesco a seccarlo praticamente, perché non aveva il TP, perché di solito i giocatori forti con il Blade Master, col fatto che lui può scappare in ogni momento e col fatto che per tutta la prima parte della partita loro fanno azioni di disturbo con l'eroe e poi fanno mordi e fuggi, non lo utilizzano e quello che gli dà gratuito iniziale lo vendono per ricavarne dell'oro.
Qui intanto che aspetto di avere l'oro a sufficienza per prendermi il secondo eroe lo faccio creep, perché ho già fatto la seconda struttura, rifaccio gli accoliti che mi ha seccato e intanto che aspetto vado a fare un pochettino di, cioè vado avanti a fare esperienza per cercare di arrivare al livello 4, così aumento anche la velocità considerevolmente delle mie unità con la sua aura. Andiamo avanti velocino per arrivare ad avere il secondo eroe. E che ho aspettato un attimo. Ecco qua. È uscito il Crypt Lord, come avevo detto, che utilizzo contro gli orchi, perché secondo me è fondamentale, perché ti fa è un tank praticamente poderoso. Adesso qui faccio una gran mossa, ovvero, visto che lui ancora sta reclutando l'eroe nuovamente, vedete, solo che è molto lento perché era già di livello 3. Quindi qua potevo già quasi chiudere il game. Qui adesso arriva lui che stava facendo creep praticamente per portare sul secondo eroe, che è il troll. E io cerco di seccare più gente possibile, perché lui ovviamente mi arriva subito a prendere di mira il mio eroe, il secondo eroe, perché è di livello 1. Anche se adesso lui è bravo e cerca di rompermi le balle ai ragni. Però c'ho il mio DK che è già di livello 3 e me li porta pieni praticamente. Qui allora, visto che lui ci sono delle esperienze gratuite qua con i lavoratori, cerco di approfittarne un pochettino. Lui adesso cerca di rompere le balle al mio secondo eroe, io mi tengo il coil apposta per lui. E tac, e torna pieno. Qui diciamo che fin qui la stavo giocando veramente bene. Qui pensavo di fargli più danni a sto cacchio di... Vabbè, perché adesso qui esce fuori il Blade Master, io faccio un errore di valutazione. Lui adesso qui fa una bella giocata, ovvero pum, mi trasforma l'eroe e non può usare oggetti finché è trasformato, e lui recupera praticamente, mi recupera tutto il vantaggio che avevo acquisito. Comunque prima di fare il teletrasporto e tornare indietro, qui mi riesce a seccare anche, perché il Blade Master già di livello 3 è molto forte. Comunque prima di scappare riesco a mettere un oggettino per rivelare, cioè praticamente tengo d'occhio la sua base intanto che rifaccio l'esercito. Intanto mi continuo a fare l'esercito, faccio subito la tecnologia 3 per sbloccarmi anche l'altro eroe, che è anche un altro eroe che bisogna fare per forza, il Lich con l'armatura di ghiaccio. Faccio la struttura che mi fa le ombre, che mi rivela le unità invisibili. Intanto qui cerco di andare avanti a fare creep per portarmi su al più presto al livello 4 uno e al livello almeno 3 l'altro, perché l'uro di livello 3 poi per gli orchi diventa troppo devastante. Il mio eroe principale va a livello 4, quindi adesso c'è una velocità ancora più alta di movimento e anche recupero di vita molto più alto in tutte le mie unità. Mi vado a liberare anche la miniera, non si sa mai. Qui ho anche fortuna che mi dà il libro dell'esperienza, che prendo col mio DK per cercare di arrivare più velocemente anche con lui a livello 5, perché a livello 5 la cura praticamente cioè, a danno e cura diventano veramente tosti. Cura tanto e fa ancora più danno di quello che cura. Comunque con i non morti bisogna dosare bene l'uso del mana, perché non avendo, a meno che non fai la struttura per farti le torrettine d'ossidiana, non avendo oggettini apposta per ristabilirlo, la cura del DK va usata bene, non sprecata, perché adesso io la uso perché ho paura del Blade Master. Intanto mi sono fatto il mio terzo eroe e ho preso già l'oggettino che riduce di 5 l'armatura avversaria dell'unità presa sotto mira da lui. Aspetto un attimino di prendermi il teletrasporto. E andiamo a cercare di rompere le balle alla base sua, solo che adesso lui mi arriva lì da dietro e io la prendo nel culo, buona sostanza, perché c'avevo il mio signore delle cripte dall'altra parte. Qui adesso cerco di seccargli il Blade Master, anche se sono un po' coglione perché non ho visto che c'aveva la pozione dell'invincibilità. E quindi adesso le prendo un po', secco poco ma lui mi secca molto. Anche se qualcosa dovrei riuscire, perché lui utilizza bene anche gli sciamani,
che gli fanno quella magia, vedete che c'hanno tutti quei fuochetti attorno, gli fanno quella cacchio di magia che loro distribuiscono il danno e c'hanno delle unità che hanno talmente tanta vita che tirarle giù diventa tosta, quindi devo ritirarmi di nuovo. Qui adesso sembra che io stia perdendo, le stia buscando pese, lui non viene a chiudere la partita, anche perché se veniva in base recuperavo praticamente molto, e io comincio a fare i draghetti. Adesso cerco di non mi chiudo in base, anche se molti lo farebbero in questa situazione, invece cerco di andare a crippare, perché potrebbe essere la salvezza. Lui, cioè nel senso, tirarsi sugli eroi potrebbe essere utile, anche perché lui a livello 3 mi serve, il Crip Lord, con l'uro di terrore a livello 2 diventa tosto, e anche lui se più sale meglio è il Lich, che anche lui a livello 3 con l'armatura di livello 2 diventa, cioè si mette male poi per gli orchi. Intanto mi si fa anche il secondo drago, come avete potuto sentire. Qui avevo messo l'oggettino che vede i movimenti, cioè che comunque rileva quella zona lì. Io gli vado in base cercando di fargli sprecare il teletrasporto, poi torno indietro perché gli avevo visto l'espansione e cerco di andargli a seccare tutti i peoni, perché seccarli tutti vuol dire fargli spendere abbastanza oro per rifarli, e quindi gli evito un po' di vantaggio derivante dall'espansione. Metto qui l'ombretta che intanto tengo d'occhio i movimenti avversari, finché non arriva cerco di fare più danno possibile alla struttura. Lui sta arrivando. Intanto io nel frattempo avevo preso il teletrasporto. Qui ci scambiamo, io un grunt e lui un ragno. E lui adesso qui è bravo che invece che trasformarmi gli eroi mi trasforma i draghi, che è l'unico mio vantaggio che avevo. Intanto ho fatto anche un po' di scheletri. E qui lassù concorro un pochettino io, lui c'è un sacco di truppe con quel cacchio di magia, porca boia. E adesso lui invece fa l'errore praticamente di concentrarsi sul mio Crip Lord, che io gli ho messo già la sua bella armatura. Lui ci mette una valanga a tirarmelo giù, tra l'uro di terrore e tutto, poi gli passo il teletrasporto, ma prima lo curo, e qui recupero un pochettino con questa mossa, e in pratica riesco, adesso non secco più niente mi sa, però ho recuperato un pochettino, e lascio anche un ragnetto sotterrato qui, così tengo a bada la situazione. Poi si rimette a fare i peoni, però comunque non ha usufruito in questo momento del doppio oro dell'espansione, e io ancora ho un buon esercito e anche un buon oro. Ovviamente le mie unità le ho cercate di pompare un po' in difesa, tipo c'è draghi che hanno 5 di difesa più di armatura più 3 dell'armatura, adesso dei ghiacci, e anche i ragnetti hanno 4 di difesa, che non è male. Adesso cerco di andare avanti a fargli Arras a quella sua espansione del cacchio, perché sennò diventa tosta dopo a recuperare lo svantaggio di oro. Tiro su anche il ragno che avevo lasciato lì e gli risecco per l'ennesima volta tutti i peoni, che sono esperienza gratis. Quindi adesso lui sta arrivando, sto giro mi organizzo, cerco di organizzare col mio signore delle cripte, di mettermelo lì davanti subito. Lui adesso arriva anche con i pipistrelli, però riesco a intrappolarli con i ragni, e quindi lui non riesce a usufruire di quelli. Adesso mi fa focus sul drago. Riesco un pochettino a tenerlo in vita, ma non è facile. Poi adesso lui ha cominciato a fare anche unità da lancio, che sono un pochettino più debole dei grunt. Continua a fare i pipistrelli, ma glieli intrappolo tutti. E vedete che questa partita è bella perché ci sono un sacco di combattimenti, non è noiosa. Cioè riesco comunque in ogni caso, anche se sono in svantaggio di unità, a fargli un sacco di morti. Cioè lui vabbè, cioè, era veramente in vantaggio rispetto a me.
Vedete cosa vuol dire quell'urlo di terrore e le armature di ghiaccio? Cioè io praticamente gli sto seccato, cioè, ho perso tutto il vantaggio che aveva. Anche perché lui cerca di distruggermi il mio eroe, ma io tengo sempre di che con un po' di, con il mana giusto per farlo, per usarlo. Adesso gli do il teletrasporto di nuovo. E poi vediamo se riesco a seccare anche un'altra truppa, no. Però io avevo molte meno unità e praticamente mi sono ritornato in base con solo eroi, però ho seccato molto più, cioè io ho tolto tutto il vantaggio d'oro che aveva. Buoni soldoni. I dannati sono pronti. Cioè, diciamo che l'ho giocata bene all'inizio, mediocremente a metà quando c'è lì in quell'occasione che ho perso tutto. E dopo ho recuperato abbondantemente. La nostra miniera d'oro è crollata. Adesso qui mi finisce la miniera, quindi devo chiudere la partita senza meno. Adesso qui mi sa che infatti ci becchiamo qua in zona. Lui adesso si è rotto i coglioni del mio decay e cerca di focusarmelo. Però lo utilizzo molto bene, lui non si è fatto più i lupi che usano la rete, quindi nel frattempo che lui mi segue il mio decay, io sto seccando praticamente tutto, vedete? Questa si può dire che è la battaglia finale. Prima di farmelo ammazzare secco il secondo eroe. E praticamente, vedete? Io c'ho tutto l'eroe, c'ho tutto l'esercito ancora. E lui invece ha perso praticamente tutto. Adesso intanto stavo inseguendo l'unità, ma poi decido di lasciar perdere e di andare visto che ero in vantaggio di truppe, decido di andare a seccare l'espansione in modo tale da, visto che abbiamo finito entrambi le miniere, tanto era inutile, cioè tanto che finisce la partita spiego un pochettino la mia strategia. Era inutile andare a fare la miniera perché lui col Blade Master sarebbe andato a perlustrarla sicuramente e mi avrebbe seccato tutti i miei accoliti, quindi sarebbe stato uno spreco di oro, di tempo. Ho preferito cercare di annullargli sempre il vantaggio di oro che aveva e tenerlo a bada sempre lì senza fargli prendere l'iniziativa. Adesso lui arriva anche col suo Blade Master, mi secca un goal, ma adesso qui lui concepisce che non può fare più niente perché io ho 2 eroi contro 1, di cui 2 draghi, e lui non ha più unità però in buona sostanza. Adesso io ho seccato anche tutti i suoi peoni. Qui adesso lui aveva anche la pozioncina, ma adesso mi dà il GG e praticamente me l'ha vinta. È molto bella sta partita perché dicevo, se io andavo a fare la miniera, la seconda miniera, lui me l'avrebbe sempre tenuta buona, cioè inutile con il Blade Master, che praticamente a livello che era in 5 secondi me l'avrebbe seccati tutti gli accoliti e non avrei fatto in tempo a mettergli le torrette eccetera eccetera. Quindi ho preferito usufruire dell'oro per farmi draghi e unità e tenermi in vita gli eroi con i teletrasporti eccetera, e andavo a fare sempre continuamente azioni di disturbo nella sua miniera. Facendo così mi sono assicurato la vittoria alla fine, perché lui non sapeva più cosa fare con il mio Creep Lord, perché tutte le volte che cercava di uccidermelo, prima di mettermi in difficoltà e a costringermi a utilizzare il teletrasporto con lui, gli morivano un sacco di unità prima, avete visto nel combattimento anche finale. E quindi io ho fatto un buon lavoro di micro e di strategia. Avete visto che questa strategia è molto utile, questo era forte di avversario, avete visto che era molto abile come giocatore. E quindi questa è la prova, è la riprova che comunque funziona come build contro gli orchi. Spero vi sia piaciuto come video, scusate la ripetizione con sempre una battaglia contro gli orchi, e ditemi cosa ne pensate e alla prossima. Quindi ciao a tutti Piederoli.